settore. Sono quasi 1 milione i veneti che in questi mesi hanno usufruito di ammortizzatori sociali o indennità. I dati shock della CGIL in attesa dell'inizio della fase 2 con il ritorno al lavoro di 400.000 persone. Zaia dedica il 1 maggio a medici e infermieri in prima linea contro il virus e torna a parlare di riaperture, ma non solo. Con l'autonomia saremo stati in grado di affrontare ugualmente l'emergenza. Mentre parte la fase 3 dei tamponi a Vo, la Regione sta per acquistare 3 macchinari in più per Treviso, Venezia e Vicenza, obiettivo 50.000 tamponi al giorno. Nonostante le mancate autorizzazioni delle prefetture, in tutto il Veneto manifestazioni in piazza di commercianti e artigiani per chiedere le riaperture e indicazioni precise sui protocolli di sicurezza. Il duro attacco dell'assessore regionale al lavoro Donazzan proprio ai prefetti: pensino a bloccare gli spacciatori, non le manifestazioni. A Santa Lucia di Piave, singolare ritrovo di auto nel parcheggio della zona fiera per il discorso del sindaco medico Zumski. La polizia identifica gli organizzatori, il rischio denuncia in arrivo. La testimonianza di un giovane modello padovano che a causa dell'emergenza coronavirus è da 2 mesi bloccato in Thailandia. Toccante omaggio in musica in Piazza dei Signori a Treviso nel giorno della festa dei lavoratori, la voce del tenore Fabio Sartori e del pianoforte di Giulia Vazzoleri. Il sindaco: vinceremo questa battaglia. Buonasera, ben ritrovati. Edizione regionale dei nostri notiziari. In primo piano il bollettino regionale di questa sera. Sono 41 i casi in più rispetto alla giornata di questa mattina. Quindi nella nostra regione sono 7.694 le persone positive, 7.182 invece sono le persone in isolamento domiciliare. Continua a diminuire il numero delle persone invece ricoverate in ospedale, meno 13 rispetto a questa mattina, quindi sono 964, rimane invece invariato, e questa è una buona notizia, il numero delle persone che si trovano in area critica, quindi in terapia intensiva, rimangono quindi 110, 4 i nuovi decessi rispetto a questa mattina. E come avete sentito prima dai titoli, sono quasi 1 milione i veneti che in questi mesi hanno usufruito di ammortizzatori sociali o indennità. Questi dati shock della CGIL in attesa dell'inizio della fase 2 con il ritorno al lavoro di 400.000 persone. Noi abbiamo complessivamente in Veneto oggi qualcosa come 973.000 lavoratori dipendenti o autonomi, stagionali o a tempo indeterminato che sono in sospensione e sono nell'ambito della copertura degli ammortizzatori sociali. È una cifra mai vista nella storia. Numeri che raccontano il dramma e che danno la dimensione di quanto il virus abbia inciso sulla pelle viva dei lavoratori in Veneto, dalle grandi fabbriche ai piccoli negozi. Su 1 milione di lavoratori sospesi, 700.000 sono i dipendenti che hanno usufruito degli ammortizzatori sociali con le varie forme di cassa integrazione, 135.000 i lavoratori autonomi destinatari dell'indennità Covid. A questi si aggiungono 130.000 stagionali del turismo e operai agricoli che non rientrano all'interno dei normali sistemi di ammortizzazione come la cassa integrazione, ma che hanno usufruito, così come il lavoro autonomo, dell'indennità dei 600 euro. Assegni, va detto, in corso di distribuzione, con il Veneto che nonostante tutto è tra le prime regioni per liquidazioni avvenute. Resta il nodo del FIS, il Fondo di Integrazione Salariale per il Terziario, che sconta ancora dei ritardi. Il confronto fra sindacato e INPS è quotidiano. Io però devo dare atto che si stanno facendo degli sforzi straordinari, perché gestire questa mole di domande era materialmente e oggettivamente impossibile da evadere immediatamente. Intanto dal 4 maggio, con l'inizio della fase 2, rientreranno a lavoro 400.000 lavoratori solo in Veneto. Questo significa che saranno attivi il 77% delle aziende e l'84% degli occupati, con il sottosegretario all'interno Variati che parla di un 1 maggio che si tinge di speranza, mentre le fabbriche sono pronte a riaprire in sicurezza, conferma Maria Cristina Piovesana, leader di Assindustria Veneto Centro, ora anche vicepresidente della Confindustria Nazionale. Piovesana lancia un appello per la sicurezza condivisa. Chiedo che ci sia una sorveglianza attiva anche da parte dei lavoratori in questo senso, nell'autocontrollarci a vicenda affinché
quando questo lockdown totale finirà non ce ne sia un altro, perché non ci siamo comportati, non abbiamo osservato tutte quelle normative che effettivamente oggi sono necessarie e indispensabili. Anche con l'autonomia saremo stati in grado di affrontare l'epidemia, così il presidente Luca Zaia durante la quotidiana conferenza stampa, durante la quale ha parlato anche del lavoro in occasione del 1° maggio. 1° maggio, una festa del lavoro dai molteplici aspetti, atipica, l'ha definita il presidente Zaia, che dice quella di oggi è una celebrazione con un senso più elevato rispetto a prima e ricorda chi non ha un lavoro, chi lo ha perso a causa di questa emergenza, 50.000 in Veneto, di cui 35.000 solo nel mondo del turismo, e poi chi è morto o si è ammalato durante lo svolgimento della propria professione. La festa di quei lavoratori che hanno rischiato la vita in un'altra maniera, no? Noi eravamo, se vi ricordate, fino a 3 mesi fa si parlava sempre di sicurezza nel lavoro. Oggi la sicurezza del lavoro, dobbiamo ricordare, ci ha posto un'altra questione, che è quella dei lavoratori del mondo della sanità che hanno perso la vita o che si sono infettati, si sono ammalati. Questo è un nuovo scenario. Un 1° maggio che ha visto molti baristi, ristoratori, parrucchieri ed estetiste e commercianti di tutta la regione manifestare in strada. Questi sono artigiani, commercianti, lavoratori che chiedono di lavorare. Tutti mi dicono, ma io voglio aprire, diteci cosa dobbiamo fare. Io spero che la risposta migliore che arrivi a loro sia quella che potremo dare convincendo il governo di partire magari con un livello di approccio differenziato tra regioni. Ripartenze che potrebbero interessare quelle regioni dove non solo la curva epidemiologica è in calo, ma anche in grado di offrire una risposta adeguata dal punto di vista sanitario, come il Veneto ha dimostrato nel pieno dell'emergenza e che, sottolinea Zaia, sarebbe stata in grado di fare anche con l'autonomia. In autonomia si riesce a fare molte cose. Ovvio che tu non puoi dare l'autonomia a chi non è neanche in grado di avere un professionista che ti certifica un percorso sanitario. Ma questa regione l'ha dimostrato, insomma, abbiamo il fior dei professionisti. Saremmo stati in grado comunque di affrontare questa partita. Tutto quello che ci hanno dato, grazie per tutto. Noi abbiamo portato a casa 200 ventilatori, poi ce ne siamo anche comprati. È giusto che ci sia una regia nazionale, ma che si dica da qui a dire che non serve più la sanità nelle regioni, passa molto. Cioè, qualcuno ha il dubbio che noi non saremmo stati in grado di comprarci dispositivi o quant'altro. No, cioè, andavamo e alla fine portavamo a casa qualcosa, come abbiamo fatto. Zaia è poi tornato a parlare delle ordinanze regionali, ribadendo che non sono in contrasto con i DPCM. Una delle contestazioni, adesso cercheremo di capire che contestazioni, che i legulei dicono che è incompatibile con quello che è previsto con il DPCM, e tenetevi duro, è la vendita di fiori e piante nel mercato. Io resto convinto che le ordinanze che ho firmato vadano nella direzione tanto di non far cagnare, ma soprattutto di dare risposte ai tanti cittadini. Noi non ritiriamo ordinanze, questo è ovvio, e le rinnoveremo. Regione sempre al lavoro su vari fronti, dalla gestione dei minori durante l'estate. L'assessore Lanzarina è pronta, ma abbiamo bisogno di una copertura a livello nazionale, spiega il governatore, alla partita dei tamponi, che viaggia a ritmi sempre più elevati. Si punta ad arrivare a settembre con un regime di 20.000 tamponi al giorno e un obiettivo ambizioso da raggiungere, 50.000 quotidiani. Abbiamo deciso di acquistare 3 macchine, se ce le vendono, se le troviamo, con tutte le difficoltà che si possono avere, per dotare gli hub provinciali di Treviso, Vicenza e Venezia delle macchine che ha già il professor Crisanti a Padova. Intanto il comitato scientifico continua ad essere impegnato nell'individuazione di quei paletti che misurino l'andamento dell'epidemia e determinino il limite oltre il quale intervenire con nuove misure. Auspichiamo che i parametri siano parametri affrontabili. Vi dico un aspetto che io ho contestato al Comitato Tecnico Scientifico formalmente nell'ultima videoconferenza. Si parla tanto del numero dei contagiati come parametro, ma se uno non fa tamponi non ha contagiati. Finisce che il virtuoso è più penalizzato di quello che non li fa, e quindi dico, volete valutare i contagiati, li facciamo parametrati al numero dei tamponi che fa ognuno. 1° maggio, protesta di commercianti ed artigiani, flash mob in Campo Marzo a Vicenza per il lavoro che non c'è.
flash mob di commercianti artigiani in Campomarzo, allineati a 2 metri di distanza l'uno dall'altro, mascherine e guanti. I titolari di negozi, bar, ristoranti, agenzie di viaggio, parrucchieri ed estetiste, sfidando il divieto del prefetto e il rischio sanzioni, hanno declinato la loro festa del lavoro, un minuto di silenzio per quel lavoro che rischiano di perdere in un 1° maggio ancora segnato dal lockdown. Potremmo anche dire teniamo chiuso ancora, ma vogliamo allora qualcosa di concreto da parte dello Stato. Spero di continuare, altrimenti la storia sarà chiusure totali, come faranno in tanti, e questo sarà un grande dolore per noi vicentini e per tanti. Quello che io chiedo, che penso che tanti chiedano, sono veramente dei veri aiuti di Stato che non passino per le banche, perché le banche abbiamo visto come si comportano, e che i soldi arrivino veramente, non solo parole. Negozio da un mese e una settimana, poi ho dovuto chiudere per l'emergenza Covid, chiedo di poterci fare riaprire perché il negozio è stato sanificato. Abbiamo tutto l'occorrente per poter lavorare e chiediamo solo questo. A sostenere la loro protesta anche il primo cittadino Francesco Rucco. Abbiamo chiesto a Conte, al Premier, un'anticipazione sulle aperture, compatibilmente naturalmente con la situazione sanitaria. Vedremo se nei prossimi giorni raccoglierà le nostre istanze come sindaci e presidenti di provincia dei capoluoghi di provincia. In questo momento la cosa che mi dà forza è la solidarietà di tutte le categorie. Mi fa sentire veramente un'energia che non percepivo veramente da tanto tempo. Non c'è assolutamente rivalità, competizione, ma c'è unione, forza lavorativa. Così come sono arrivati in circa 200 in Campomarzo con i loro cartelli, tranquillamente in maniera composta sono tornati a casa, in attesa che il governo batta un colpo in loro favore. Ci spostiamo nel Trevigiano, protesta civile di questa mattina dei commercianti. Anche a Conegliano in 500 si sono ritrovati tra il viale della stazione e la scalinata degli Alpini ed hanno simbolicamente con un'unica chiave consegnato tutte le attività. Il sindaco chiese nella speranza di riaprire il prima possibile. Allora Fabio, consegna le chiavi. Noi al sindaco abbiamo consegnato una chiave simbolica, una solo, perché raggruppa tutto, dai commercianti agli esercenti, alle partite IVA, agli artigiani, quindi tutto il mondo del lavoro che sta soffrendo. Quindi abbiamo detto al nostro sindaco che ci dia una mano a riprenderci in mano il nostro futuro. Noi abbiamo bisogno della nostra libertà e vogliamo solamente lavorare, non chiediamo niente di più. Però quelli che dicono che forse è troppo presto riaprire? Io credo che ci siano talmente tante misure di sicurezza che non vedo tutta questa pericolosità. Probabilmente chi dice che è troppo presto non ha un'impresa da mandare avanti. Quanto pensate di riuscire a tirare avanti in queste condizioni? Non si può tirare avanti, siamo già fuori di tutti i santissimi sacramenti, di tutti i santissimi limiti. Qui c'è anche il mondo dello spettacolo, di cui si parla poco o nulla. Sono comunque partite IVA, quindi con tutte le problematiche che conosciamo. Il guaio è che, a differenza di determinate categorie dove qualche linea, qualche direttiva è stata data, qui c'è il silenzio totale, Il problema è quando ci faranno riaprire. Per il momento non c'è nessuna disposizione oltre a guanti e mascherine. Siamo passati dalla esasperazione alla disperazione. È un dramma che a Roma evidentemente non capiscono. Voi avete una rappresentanza nazionale, interverrete? Interveniamo e anzi siamo già intervenuti perché il nostro Presidente di Confcommercio Nazionale Sangalli ha incontrato il Presidente del Consiglio Conte. Stiamo portando a Roma tutte le istanze e tutte queste richieste. Per cui la parola d'ordine oggi è lavoro in sicurezza. Per quanto riguarda Conegliano, noi stiamo mettendo in piedi con la variazione di bilancio alcune norme che permettono ai commercianti di respirare. Stiamo pensando ai plateatici, per cui amplieremo i plateatici senza aumentare quelli che sono i canoni dovuti. Verremo incontro con alcune situazioni che permetteranno loro di pagare le bollette per chi è in difficoltà. Sarà solo una prima risposta a quelle che sono le deficienze del momento. Si è protestato in ogni angolo del Veneto, sedie vuote in Piazza della Repubblica, Porto Viro, siamo alla guerra tra i poveri, il messaggio esasperato dei commercianti.
vogliamo lavorare, vogliamo che ci ridiano la nostra dignità, che a questo momento ci è stata tolta. Noi non vogliamo morire, noi vogliamo lavorare. Questa è la richiesta forte e chiara, partita paradossalmente da una piazza silenziosa, quella centrale di Portoviro, nel cuore del Delta. Tante sedie vuote a rappresentare la desolazione dei troppi negozi ancora chiusi, con il sindaco Maura Veronese che ha accolto una delegazione dei commercianti, tra loro Elena Turi, parrucchiera nel negozio di famiglia con mamma e sorella, negozio chiuso per le clienti, non certo per le spese. Abbiamo delle spese che a farla così pressappoco, diciamo, abbiamo come minimo 10.000 euro di spese tutti i mesi tra affitti, tasse, bollette che continuano ad arrivare e non hanno mai smesso. E i 600 euro tanti commercianti come noi non sono ancora arrivati purtroppo, ma lo Stato cosa crede? Che con 600 euro un'attività come la nostra riesca a rimanere in piedi? Domanda a questo punto retorica, ma non è retorica l'esasperazione. Qua si sta arrivando ad un punto che stiamo facendo la guerra tra di noi, è quello che vogliono arrivarci, cioè vogliono farci arrivare lì e io non sono d'accordo. Io, come tutti i commercianti di Portoviro, così come quelli di tutta Italia, siamo veramente all'esasperazione. Oggi l'assessore regionale al lavoro Donazzana ha portato la sua solidarietà ai commercianti che hanno protestato a Bassano e Vicenza in collegamento via Skype con la nostra diretta, ha criticato le prefetture che nelle scorse ore hanno chiesto ai sindaci di non autorizzare questi flash mob e sit-in. Io credo che già a maggio, quando si vedrà mancare 3 mesi di lavoro, 3 mesi di lavoro, con le persone che avranno fame, con le bollette che arrivano, dalla telefonia all'acqua, luce, gas, alla sopravvivenza per sé e per la propria famiglia. Stamattina un sacerdote mi ha chiamato e mi ha detto: sono venuta in parrocchia ieri, la mamma, a dirmi che hanno 2 figli, il marito è in cassa integrazione, non ha preso un soldo, lei faceva la parrucchiera e il figlio più grande è stato licenziato. Ma di cosa parliamo? Cioè, o noi parliamo di economia reale, che si può coniugare col rischio sanitario, che si deve, non si può solo, si deve coniugare col rischio sanitario, perché dovremo convivere con questo virus e probabilmente con altri nel tempo. Ma noi non possiamo solo dire, perché il governo non è in grado di dire niente di diverso, che è tutto chiuso, che stiamo chiusi in casa. Signori, non è possibile vivere chiusi in casa, non è proprio possibile. E lo dico da assessore al lavoro, la festa del 1° maggio, del lavoro che non c'è, avete fatto bene a titolarlo così, che la cosa che mi ha colpito è che i prefetti, quello di Vicenza in particolare, che conosco come persona attenta al mondo dell'economia, che so che sta sentendo su di sé la responsabilità, ma non si può dire, non potete, è chiaro che non si può manifestare, non potete esprimere il vostro pensiero insieme, in piazza, in un giardino pubblico, perché state violando la normativa. Guardate, stiamo parlando che se avessero tenuto il pugno duro così, con delinquenti e spacciatori, con tutta la polizia messa come stanno mettendo a noi a controllarci se ho l'autocertificazione, se non ho l'autocertificazione, se ho tenuto il negozio aperto e perché, e magari stai facendo le pulizie. Beh, se tutto questo pugno duro l'avessero tenuto con spacciatori delinquenti, forse, ecco, la nostra rabbia sarebbe anche minore, lo dico da cittadina in questo caso. Giornata terapeutica intitolata Drive-in per il lavoro e la libertà, organizzata dal sindaco di Santa Lucia di Piave, ma nell'area fieristica arriva la polizia, c'è il rischio di una denuncia per il primo cittadino. Sono state almeno 400 le auto arrivate nello spazio dell'area fieristica di Santa Lucia di Piave, rispondendo all'appello del sindaco Riccardo Szumski, che ha organizzato questa particolare iniziativa, una giornata terapeutica dedicata a lavoro e salute. Terapia medica, dopo tutti questi 2 mesi di privazioni, di reclusione, di stato di polizia, di interruzione del lavoro. Ho cercato di spiegare loro, per essere sintetico, che inutile che aspettino da altri, da partiti, da altre persone la risposta, la devono trovare dentro a se stessi e devono usare la loro testa. Nel corso della seduta è nata anche un'iniziativa per dare ai cittadini la possibilità di esprimere il proprio disagio. Mandando alle prefetture, che poi relazionano il governo centrale, di quanto sono stufi i veneti
di questa situazione. La presenza di così tante persone ha però richiamato l'attenzione delle forze dell'ordine intervenute per il rischio assembramenti. Hanno preso i miei dati e non so, faranno quello che devono fare, io non ce l'ho mica con questi che eseguono gli ordini. Dico che abbiamo visto che c'è stata una riunione di macchine a distanza, tutti con i presidi, vedremo e ci difenderemo, credo che l'abbiamo fatto con appunto, mi pare che non c'è stata violenza, non c'è stato nulla. A preoccupare maggiormente in questo momento, ha spiegato il sindaco, è il lavoro, con attività ancora costrette a rimanere chiuse. Abbiamo cittadini disperati che chiedono solo di poter riaprire l'attività con tutte le misure di sicurezza necessarie. È in quest'ottica che Szumski nei giorni scorsi aveva inviato a parrucchiere ed estetiste un'autorizzazione per aprire, ma l'intervento della prefettura lo ha costretto alla retromarcia. Non era tanto la diffida nei miei confronti, il problema era che poi se mandano il controllo a queste persone ci sono delle sanzioni e non è giusto, anche se per la verità la mia era un'ordinanza di ripresa a condizione che fossero in grado di ricevere una persona, di avere le misure di sicurezza. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio, toccante omaggio in musica in Piazza dei Signori a Treviso nel giorno della festa dei lavoratori, la voce del tenore Fabio Sartori e il pianoforte di Giulia Vazzoler, il sindaco. Vinceremo questa battaglia. All'alba vincerò, vincerò, Un Nessun Dorma con la voce possente del tenore Fabio Sartori, accompagnato dal piano gentile del maestro Giulia Vazzoler, è stato il segno musicale di questo 1° maggio per Treviso, la Marca e il Veneto. Un canto che ha voluto descrivere tra note e voce la volontà di tutti di vincere il contagio, scacciando ogni ombra sul futuro del lavoro e dell'occupazione. È un brano dove che praticamente Cavaradossi alla fine di Legua notte tramontato stella all'alba vincerò. Lui vuole fare questa reazione di vincita, proprio di energia, e questo voglio trasmetterlo a tutti, che bisogna essere positivi anche in questo momento difficile. Prima una struggente Ave Maria di Schubert per quanti sono caduti sul fronte del contagio. Una preghiera musicale accompagnata dalle note leggere della pianista trevigiana Giulia Vazzoler. Un regalo a tutti i trevigiani, quello che possiamo portare noi musicisti è la nostra arte, la nostra musica, quindi insomma sono felice di poterlo mettere a disposizione per la mia città e insomma il mio cuore è con tutti i trevigiani oggi. Un gesto musicale voluto dal sindaco in collaborazione con il teatro comunale per dimostrare che si può tornare a fare. Io credo che Treviso debba ripartire proprio dalla cultura, dalle cose belle, dai grandi artisti che rendono grande la nostra città nel mondo. Oggi abbiamo bisogno di loro perché sono i più grandi promotori della cultura e della città di Treviso insieme ai nostri cittadini. Da oggi siamo tutti ambasciatori della città di Treviso, ognuno di noi deve mandare in giro questo video, le foto della città, perché la promozione e il rilancio della nostra città partirà da noi stessi. E proprio per questo l'ultimo applauso è stato per i trevigiani, per quelli che chiusi in casa da oltre 2 mesi hanno seguito la diretta di Antena 3 e per quelli che erano in Piazza dei Signori. La fortuna di Treviso sta nei suoi cittadini, quindi grazie davvero Treviso, grazie ai cittadini, e come diceva Fabio Sartori col brano Nessun Dorma, all'alba vincerò, ma la promessa è che vinciamo noi questa partita. Alla fine forse l'applauso più grande va fatto proprio ai nostri cittadini, alla nostra città di Treviso e alla nostra gente veneta che ha saputo con pazienza e continua con pazienza a cercare un futuro tutti assieme, anche e nonostante questo coronavirus. Ed ora la testimonianza di un padovano che a causa dell'emergenza coronavirus è rimasto da 2 mesi bloccato in Thailandia. In questo momento mi trovo letteralmente isolato in un'isola della Thailandia. Non ho possibilità di uscire da qui in quanto l'aeroporto è stato chiuso già da circa 1 mese. Io sono qui da poco più di 2 mesi e ho deciso di restare qui fermo perché viaggiare mi porterebbe
ad espormi a rischi di contagio. Enrico, 32enne, modello padovano, ex valletto di Forum, sta vivendo la quarantena isolato in Thailandia. La famiglia vive qui in provincia di Padova, ma per Enrico tornare a casa è troppo rischioso e così ha deciso di rimanere nella piccola isola dell'arcipelago thailandese. Qui infatti ci sono stati solo 7 contagi e sono già tutti guariti. Qui abbiamo la fortuna di poter uscire da casa, ovviamente sempre adottando le precauzioni, quindi mascherina, guanti e distanze di sicurezza. Sono fortunato, lo devo ammettere, sono in un paradiso, però ovviamente sempre lontano da casa, lontano dalla mamma Italia. Qui manca molto e spero di tornare presto. Approfitto per ringraziare il presidente Zaia per il lavoro che sta facendo e sono fiero dei veneti e anche del resto d'Italia. Siamo arrivati al termine e continuate a mandarci i vostri video con i bimbi in TV. Vi chiediamo di mandarci via WhatsApp al numero 351 1755 340, non delle semplici foto ma dei brevi video, possibilmente in orizzontale. Storie, giochi e passatempo dei nostri bambini potranno così diventare, se lo vorrete, energia per tutti. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. Pressione in aumento sul nostro territorio, la giornata di sabato 2 maggio sarà contrassegnata da un tempo prevalentemente stabile, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile con ampio soleggiamento su tutti i settori della nostra regione, tuttavia nel pomeriggio e soprattutto in serata non si escludono locali addensamenti e anche qualche piovasco sui settori montuosi in estensione e talvolta anche alle pianure limitrofe. Temperature stazionarie minime fino a 12 gradi, valori massimi tra i 20 e i 25 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia con tempo buono, ma anche qui saranno possibili degli acquazzoni in giornata sui monti. Temperature minime tra 9 e 13 gradi, massime tra i 21 e i 22 gradi all'incirca. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui tanto sole ma con qualche rovescio sui settori alpini di confine. Temperature minime sugli 8-9 gradi, massime sui 22-23 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.